benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Attesa a Monreale per la sorte del terzo fermato per la strage. Davanti al giudice ha fatto scena muta, dicendosi però estraneo al massacro. Tra i 7 ancora ricercati c'è anche una ragazza. Catania parla per la prima volta davanti ai giudici Martina Patti, condannata in primo grado a 30 anni per l'omicidio della figlia Elena di 5 anni a Mascalucia. Per lei la procura ha chiesto e ottenuto la perizia psichiatrica. Il femminicida di Agrigento che 7 mesi fa ha ucciso la moglie nel sonno vicino ad Alessandria. Ero posseduto dal demonio, ma i giudici gli negano la perizia psichiatrica. Situazione fuori controllo nelle carceri italiane, anche il sindacato conferma, in cella ormai entrano droga, cellulari e pure armi. Ma per la UIL Polizia Penitenziaria i controlli sono impossibili per carenze di organico e sovraffollamento. Sosta selvaggia a Catania, attenti alle ganasce. Prime auto bloccate in via Santa Sofia. Vicino al pronto soccorso del Policlinico, oltre alla multa, i proprietari dovranno pagare 60 euro. In arrivo un'ondata di maltempo, atteso per domani un ciclone che porterà pioggia e vento soprattutto sul versante sud e ionico della Sicilia, fino a venerdì. Calcio finisce 1-1 tra Palermo e Carrarese ed è delusione per i rosanero che chiudono la regular season all'8° posto. Sabato per i play-off siciliani fuori casa contro la Juve Stabia. Grande attesa per Pescara Catania, sfida di ritorno della fase nazionale dei play-off. Per i rossazzurri obbligatorio vincere con 2 gol di scarto per passare il turno. La partita alle 20, dalle 19 la diretta su Telecolor. Bentrovati, non ho fatto nulla. Il 19enne dello Zen, Mattia Sconti, non ha parlato al giudice delle indagini preliminari, ha reso solo queste dichiarazioni spontanee. Intanto è caccia ad altri 7 membri del branco dopo la strage di Monreale e c'è anche una ragazza ricercata dagli investigatori. Marco Gullà. Io non ho fatto nulla, sono dispiaciuto però per quanto è successo. Sono state le uniche frasi che Mattias Conti ha reso al GIP in occasione dell'udienza di convalida del fermo sulla strage di Monreale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice a breve deciderà sulla detenzione di Conti. Gli investigatori sono a caccia degli altri complici dopo i primi 3 finiti in manette, ovvero Salvo Calvaruso, Samuele Acquisto e appunto Mattias Conti. In tutto mancano all'appello altri 7 ragazzi, 4 sono stati riconosciuti nella foto comparsa sui social e poi ne mancherebbero altri 3, l'autore dello scatto e 2 presenze segnalate da più testimoni, una ragazza e un uomo con la barba folta e nera. Un altro fatto è certo, quelli arrivati con i 5 scooter dallo Zen non erano sconosciuti né di passaggio, erano andati a Monreale anche altre volte ed erano abitué di serate in altri locali a Palermo. Lo Zen, intanto, quartiere d'origine dei fermati e dei sospettati, è una polveriera. I pressanti controlli operati dalle forze dell'ordine indispettiscono chi vive nel malaffare ed ecco che, per le famiglie dei 3 arrestati, è arrivata anche una certa pressione a lasciare il quartiere per allontanare i riflettori che al momento sono costanti. I primi costretti ad allontanarsi sono stati i genitori di Salvo Calvaruso, hanno fatto le valigie e abbandonato lo Zen. Anche altri nuclei avrebbero preferito allontanarsi o hanno fatto in modo che i ragazzi non fossero reperibili. Catania, Martina Patti, condannata in primo grado a 30 anni per l'omicidio della figlia Elena di 5 anni a Mascalucia, parla per la prima volta davanti ai giudici del tribunale. La procura ha chiesto e ottenuto per lei la perizia psichiatrica. Simona Mazzone. Uccise la figlia Elena Dal Pozzo di 5 anni e finse un rapimento. Martina Patti, condannata in primo grado a 30 anni per omicidio premeditato, aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato, verrà sottoposta a perizia psichiatrica. A deciderlo i giudici nel processo di appello con la presidente Castagnola, che si è aperto esattamente un mese fa e che oggi si sono pronunciati in aula sulla richiesta avanzata dalla procura nominando 2 periti.
Il processo in qualche modo si riapre considerando che per primi forse i giudici si sono posti il dubbio se Martina nel momento in cui ha commesso il fatto era del tutto capace di intendere e di volere oppure se la sua capacità era in qualche modo ridotta anche parzialmente. La sua difesa aveva già chiesto l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere e in subordine l'esclusione della premeditazione. La donna aveva confessato il delitto all'epoca dei fatti senza spiegare il movente e oggi per la prima volta ha voluto rendere dichiarazioni spontanee in tribunale. La Patti ha fatto una lunga dichiarazione molto toccante in cui ha raccontato il suo percorso in questi 3 anni e come è giunta a comprendere finalmente il gesto che ha fatto e a non darsi nessuna giustificazione e ha chiesto scusa a tutti. Lei continua a dire che non ricorda quel momento. No, lei in quel momento è offuscata, probabilmente l'ha dimenticato volutamente. In aula presenti i genitori della Patti assieme ad alcuni familiari della donna che hanno seguito sin dall'inizio il processo, assenti invece i parenti del padre della piccola Elena. Ha ucciso la moglie nel sonno 7 mesi fa. Ora in lacrime sostiene che quella notte era posseduto da Satana. Ad Alessandria in Piemonte la sconcertante autodifesa di Giovanni Salamone, accusato del femminicidio della moglie Patrizia Russo, entrambi di Agrigento, ma i giudici gli negano la perizia psichiatrica. Eva Spampinato. Ero posseduto da Satana, così Giovanni Salamone, 61 anni, ha cercato di spiegare in aula l'inspiegabile, il femminicidio della moglie Patrizia Russo, 53 anni, colpita a coltellate nel sonno nella loro casa di Solero, in provincia di Alessandria. Un'esplosione di violenza che ha squarciato il silenzio di un tranquillo paese di provincia dove la coppia di origini agrigentine si era trasferita un anno prima. È l'alba del 16 ottobre del 2024 quando Giovanni Salamone chiama i carabinieri e con voce confusa dice: «Mi volevano fregare i soldi, non so spiegare chi e come, ero posseduto». Poco dopo i militari dell'Arma entrano in quella casa, la moglie Patrizia Russo è riversa senza vita nel letto. 7 mesi dopo, in aula, le sue parole gelano la corte d'assise. Ero posseduto da Satana, i giudici respingono la richiesta di una perizia psichiatrica. I legali, difensori, parlano di depressione, di ansia crescente per problemi economici, di un uomo sull'orlo del baratro. Ma la lucida ferocia di quella notte resta. In quell'aula si piange. Piange lui, piangono i figli, Giuliana e Francesco, che si costituiscono parte civile. Solero, 1600 anime, accoglieva una coppia normale, lei insegnante, lui coltivatore d'olio. Un trasferimento dalla Sicilia, un nuovo inizio. Ma dentro quella casa il buio era già fitto e Patrizia lo raccontava con parole preoccupate solo alla sua migliore amica, anche lei ascoltata dalla corte d'assise. Salamone in carcere ha tentato il suicidio, un gesto estremo, come se volesse fuggire ancora, ma dalla colpa non si fugge. La prossima udienza è fissata per il 9 giugno. A Catania la polizia poco fa ha arrestato in flagranza di reato un 15enne e un 17enne che erano entrati nei locali dell'istituto scolastico Cesare Battisti di via Zammataro con l'obiettivo di rubare attrezzature utilizzando una piccozza e una mazza. Sono intervenuti gli agenti della Volante dopo l'allarme che è stato lanciato dalla dirigente scolastica. I 2 sono stati bloccati e arrestati. Situazione fuori controllo nelle carceri italiane. Anche il sindacato conferma che in cella ormai entrano droga, cellulari e persino armi. Ma per la UIL, Polizia Penitenziaria, è impossibile fare i minimi controlli di sicurezza. Lorena Dolci. Le carceri sono piazze di spaccio e che circolano così tanti telefonini, disse appunto l'attuale procuratore nazionale antimafia quando era procuratore della Repubblica a Napoli, che neanche più li si sequestra. La desolante analisi è fatta propria dal sindacato degli agenti penitenziari che si sentono abbandonati a se stessi in carceri sempre più invivibili, 16.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili, mentre mancano 18.000 agenti, un mix esplosivo. Il risultato: 3.500 aggressioni l'anno, senza contare i suicidi. In questa situazione diventa difficile ottemperare persino ai controlli minimi di sicurezza. I telefonini entrano, ma entra anche la droga, entrano persino le armi. Con tutte le persone che entrano, con la polizia penitenziaria stremata e ridotta negli organici, il sovraffollamento detentivo, è impensabile poter
garantire condizioni minime di sicurezza. Molteplici le cause di una situazione fuori controllo. Oltre al sovraffollamento, il sindacato indica i vuoti, le voragini negli organici della polizia penitenziaria, la disorganizzazione imperante, la mancata gestione dei detenuti con patologie psichiatriche, dei tossicodipendenti. A documentare quello che succede dietro le sbarre paradossalmente sono proprio gli stessi detenuti. Lo testimoniano i tanti video che circolano sui social. Cambiamo argomento. Sosta selvaggia a Catania, scattata l'era delle ganasce. Prime auto verbalizzate e bloccate in via Santa Sofia, vicino al pronto soccorso del Policlinico. Per rimuovere i ceppi blocca ruota, oltre alla multa, si dovranno pagare 60 euro. Tonino De Mana. Ore 9:40. La prima auto verbalizzata è bloccata. A Catania scatta l'era delle ganasce, estremo tentativo per fronteggiare la sosta selvaggia. Si parte da via Santa Sofia all'altezza del pronto soccorso del Policlinico, teatro di maxi ingorghi per la verità causati non solo dalle auto in sosta vietata, ma per il noto imbuto che si crea in prossimità del parcheggio dell'ospedale. Multe a raffica e conseguenti ceppi bloccaruota per decine di automobilisti. Si può parlare di nuova era, si può parlare semplicemente di una nuova modalità di sanzione accessoria che ci dà supporto e che chiaramente in un certo senso serve anche a non lasciare impunite determinate situazioni che creano gravi difficoltà alla viabilità. A Catania si è parlato tanto di prevenzione e non è servito. Adesso si cambia e si passa alla repressione. Diciamo è inevitabile a fronte dei numeri, quando si avrà un numero di operatori così consistente da poter assicurare una copertura del territorio non ci sarà bisogno più di reprimere o quantomeno la repressione sarà minore, ci sarà più prevenzione con la presenza. Per chi si è visto bloccare l'auto con le ganasce, oltre al verbale, dovrà effettuare un pagamento immediato di 60 euro agli ausiliari della MTS per avere l'auto liberata. Lo sbloccaggio, si legge in un opuscolo in italiano ed in inglese rilasciato sul parabrezza, si esegue contattando i numeri 095 50 52 11 o 331 20 18 557. Dalle 20 in poi gli addetti AMTS procederanno alla rimozione del veicolo, che potrà essere ritirato nella rimessa AMTS in via Plebiscito 747, in questo caso pagando la multa e il servizio di carro attrezzi. Il tempo adesso: sulla Sicilia è in arrivo un ciclone che domani e fino a venerdì porterà pioggia e vento, soprattutto sul versante sud e ionico. Giusy Lazzara. È il ciclone più insidioso, dicono gli esperti meteo, quello che risale dall'Africa e incontra l'aria fredda del nord Europa. Un abbraccio gelido, quello afro-mediterraneo, che nelle prossime ore fino a venerdì porterà pioggia e vento sulla Sicilia. Le precipitazioni si faranno sentire sul versante sud ionico già a partire dal pomeriggio, raggiungendo Agrigento, Trapani, Siracusa, Ragusa, Catania fino a Messina Sud. A tratti si potrebbero avere nubifragi e grandinate fino a venerdì. Il settore tirrenico questa volta sarà il più colpito nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio il maltempo si sposterà nuovamente nella parte sud della Sicilia. Le temperature saranno in calo di 7-8 gradi e faranno riuscire ombrelli e impermeabili. I venti di scirocco da sud-est non porteranno aria fredda e i mari saranno mossi. Un miglioramento è previsto a partire da sabato pomeriggio, ma resterà instabile fino a domenica. Nubi di altro genere sul progetto di rilancio di Termini Imerese. La Pelligra Holding, che ha sede in Australia, avrebbe ceduto il 90% dell'azienda. Ma in Italia lo stesso gruppo conferma l'impegno preso. Manlio Viola. Il futuro torna incerto per gli stabilimenti ex Fiat ed ex Bluetech di Termini Imerese. La soluzione che sembrava acquisita torna ad essere una chimera e il gruppo Pelligra, che ha vinto la gara, diventa improvvisamente minoritario rispetto al progetto di rilancio. La Pelligra Holding avrebbe infatti ceduto il 90% dell'azienda, che ha vinto il bando del Ministero del Made in Italy per Termini Imerese. Attraverso cessioni e ricapitalizzazione adesso il 70,22% andrebbe all'azienda Nicolosi Trasporti, un'impresa di logistica, il 19,7%
1,88 al Consorzio Artigiano Edile Costruttori con sede a Comiso. Si tratta delle due aziende che erano già state indicate come partner nel progetto di rilancio di Pelligra Group. Pelligra, attuale presidente del Catania Calcio, aveva vinto il bando del Ministero delle Imprese con un'offerta di 8 milioni e mezzo di euro e l'impegno di assumere almeno 350 dipendenti. L'attività della sua holding è chiaramente incentrata alla ricerca di partner per far ripartire le aree industriali e per poi farsi da parte. Ma il passaggio effettuato prima ancora che il progetto entri nel vivo allarma le parti sociali. La Regione per parte sua annuncia che vigila e continuerà a vigilare. Se sarà necessario faremo un tavolo invitando anche il Ministro a partecipare per comprendere quali sono i passaggi successivi, quali le strategie e le evoluzioni. La prima cosa che dobbiamo garantire è la reindustrializzazione di quell'area e il mantenimento dei livelli occupazionali, dice l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio. Ma fonti vicine all'azienda rassicurano che Pelligra Italia conferma il proprio impegno nel progetto di rilancio del sito di Termini Imerese e smentisce categoricamente qualsiasi ipotesi o notizia relativa a una vendita. Vedremo dunque. Intanto parliamo di crisi idrica. Ad Agrigento si muove la protezione civile. Arriveranno quasi 3 milioni e mezzo. A sua volta fa discutere WeBuild, il gruppo che farà il ponte sullo stretto e che propone investimenti privati per 900 milioni per realizzare dissalatori e risolvere in 2 anni in tutta la Sicilia un problema che si trascina da decenni. Manlio Viola. Arrivano quasi 3 milioni e mezzo di euro stanziati dalla Protezione Civile per contrastare la crisi idrica nell'Agrigentino. Serviranno a realizzare ben 9 diverse opere, 2 riguardanti il capoluogo e altre i territori di Ravanusa, Montevago, Santa Margherita Belice, Canicattì, Lucca Sicula, Favara e Ravanusa. Ma mentre si impiegano fondi pubblici alla ricerca di pozzi e per collegare fra loro acquedotti e dighe, viene depositato alla Regione Siciliana un progetto che potrebbe risolvere definitivamente i problemi di acqua nell'isola. La crisi idrica in Sicilia potrebbe essere superata in 2 anni senza spendere un euro di denaro pubblico. La proposta in questione è stata lanciata alla regione siciliana da WeBuild, azienda centrale nelle operazioni che riguardano il ponte sullo stretto, che si propone ora anche come partner idrico. WeBuild nel mondo gestisce già depuratori che forniscono acqua a 20 milioni di persone e propone investimenti privati per 900 milioni che in 2 anni potrebbero consentire di mettere in campo dissalatori e potabilizzatori per fornire acqua a tutti gli abitanti della Sicilia. Adesso la scelta tra le varie soluzioni possibili è nelle mani della politica, ma è finalmente disponibile una soluzione concreta, ha detto, offrendo alla Sicilia il proprio progetto Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild. Lo ha fatto a margine della Biennale di Venezia, dove l'azienda è stata premiata. Un progetto che piace alla Lega, che spinge perché l'idea venga presa in considerazione. A pressare anche gli azzurri di Messina, i compagni di partito di Schifani nella città dello Stretto vorrebbero sposare il progetto. L'idea viene invece bollata come l'ennesima bufala dalle associazioni ambientaliste che parlano di un tentativo di WeBuild di spostare l'attenzione dal disastro rappresentato dal ponte sullo stretto, facendo passare il progetto come la panacea di tutti i mali. Dopo anni di attese, rinvii e annunci andati a vuoto, Mozia, la più grande delle isole dello Stagnone di Marsala, quella di fronte a Trapani, ha finalmente la corrente elettrica. Con l'arrivo dell'energia pulita, addio dunque al rumore del gruppo elettrogeno a gasolio e il progetto è finanziato dalla Regione Siciliana. Laura Spanò. Acceso il nuovo elettrodotto che collega l'isola di Mozia nello Stagnone di Marsala alla rete elettrica siciliana, un'opera attesa da anni e che segna la fine del vecchio gruppo elettrogeno a gasolio in favore di una fornitura stabile, sostenibile e non inquinante. L'intervento, finanziato con 2,5 milioni di euro dalla Regione Siciliana, è stato realizzato da E-Distribuzione. Abbiamo accelerato i tempi per rispondere a un'esigenza non più rinviabile. Ora Mozia può offrire ai visitatori un servizio all'altezza del suo straordinario valore culturale, garantendo una migliore fruizione e permettendo al museo gestito dalla Fondazione Vitacchera di estendere gli orari di apertura, ha sottolineato il presidente Renato Schifani. Il nuovo cavo sottomarino, posato a 10 metri di profondità con tecnologia a basso impatto ambientale, garantisce una fornitura elettrica di 400 kWh. I tratti a terra, realizzati anche a mano per rispettare i vincoli archeologici, completano un'infrastruttura pensata per il futuro. Nel corso dell'evento, che si è tenuto nella sede museale di Mozia, è intervenuto anche l'amministratore delegato di E-Distribuzione Vincenzo Ranieri, che si è detto orgoglioso di consegnare a Mozia un modello di efficienza e sostenibilità che apre nuove opportunità di sviluppo per l'isola. Mozia ora guarda al futuro con una nuova luce sostenibile, stabile e culturale.
Torniamo a Catania, una giornata di sport e benessere in piazza Università con centinaia di alunni delle scuole coinvolte in tantissime attività, grazie all'iniziativa ormai al 4º anno del quotidiano La Sicilia. Simona Mazzone. Una piazza università affollatissima di giovani studenti per la 4ª edizione della manifestazione Sport e Benessere organizzata dal quotidiano La Sicilia. 11 scuole e ben 800 alunni. Quale migliore occasione di portare i ragazzi in piazza a giocare, a fare pallavolo, badminton, a stare nella piazza più bella della città, nel salotto della città, insieme con noi una volta di più. Non solo moltissimi bambini accompagnati dai loro insegnanti per questa giornata di festa, ma anche tanti sportivi, organizzatori e persino campioni del mondo. Combattere questa sedentarietà staccando i ragazzi dagli smartphone, facendogli conoscere magari dei campioni. Abbiamo presenti questa mattina Salvatore Cavallaro, boxer catanese che ha fatto le Olimpiadi a Parigi ed è reduce là, e anche Matteo Melluzzo, staffettista italiano, campione europeo, e proprio ieri è arrivato dalla Cina qualificandosi con la staffetta nostra per i mondiali. Inondato dall'affetto dei piccoli alunni, il campione europeo della staffetta 4% Matteo Melluzzo, reduce dalle Olimpiadi. Adoro questi eventi, soprattutto da trasmettere ai ragazzi i valori sani dello sport, e credo che bisogna partire proprio dai più piccoli per sognare poi in grande. Davvero un'iniziativa bellissima. Noi facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con il Palermo che delude pareggiando 1-1 alla favorita contro la Carrarese, e la grande prova che attende il Catania a Pescara. Vi aspettiamo, state con noi. Calcio pari e delusione per il Palermo ieri alla Barbera contro la Carrarese. Rosanero che chiudono la regular season all'8° posto. Ora i play-off sabato siciliani fuori casa contro la Juve Stabia. Marco Gullà. Fischi, delusione e silenzio le tre K-Wars che hanno segnato la serata di ieri al Barbera. Il Palermo pareggia 1-1 con la Carrarese, salva e senza pretese. Chiude all'8° posto la regular season e manca l'aggancio al 6° posto, che sarebbe arrivato in caso di vittoria. Il Palermo adesso tornerà in campo sabato per affrontare fuori casa la Juve Stabia nel primo turno playoff. Dovrà vincere entro i tempi supplementari, qualora ci fossero, perché in caso di parità a staccare il biglietto per le semifinali sarà la squadra campana, obbligati a vincere quindi. Al Barbera il Palermo contro la Carrarese doveva e poteva fare di più. In un clima ancora di contestazione i rosanero non hanno sprintato, anzi per larghi tratti di gara hanno giocato con il freno a mano tirato. A sbloccare il match questo gran bel gol di Spendi. Il pubblico fischia, la curva nord contesta, Brunori sbaglia sotto porta, poi Giampalo non è quello di alcune giornate fa. Nella ripresa la squadra di Dionisi prova a cambiare marcia, la Carrarese resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Guarino. Entrano forze fresche, tra cui Leduaron. Di Mariano va ad un passo dal pareggio, gran bordata ma salvataggio del portiere avversario. Il pareggio però lo firma il francese Leduaron nel finale 1-1. I rosa vanno all'assalto, poi Giampalo sfiora il 2-1 ma poi nel tap-in non riesce a correggere in rete. Finisce in parità, fischi e silenzio stampa per il club rosanero. Sabato alle 19:30 sfida a Castellammare, servirà un altro Palermo per accedere alla semifinale playoff. Cresce l'attesa per Pescara-Catania, sfida di ritorno della fase nazionale dei play-off. I rossazzurri sono arrivati stamattina in Abruzzo, la partita è alle 20, dalle 19 la diretta su Telecolor. Marco Carli. Le immagini dell'arrivo del Catania con un volo charter questa mattina all'aeroporto di Pescara rilanciano l'attesa per una partita sentita e fondamentale. Pescara-Catania per la stagione, dopo l'1-0 per gli abruzzesi all'andata per accedere al secondo turno della fase nazionale dei playoff. Gli etnei devono vincere con 2 gol di scarto. Non ci saranno tifosi provenienti da Catania allo Stadio Adriatico. Qualche supporter rossazzurro sarà presente perché è residente non in Sicilia. Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro la gara, collegamenti dalle 19. Sul prato dello Stadio Adriatico di Pescara, dove stasera andrà in scena l'importante match fra Pescara e Catania. Toscano dovrà fare delle scelte di formazione, soprattutto per sostituire Ierardi, squalificato insieme a Sturaro.
Tutto ruota attorno alla sostituzione di Gherardi. Ieri provato Raimo come braccetto con Guglielmotti sull'esterno. A centrocampo De Rosio Quaini con Di Tacchio. Ieri intanto la società ha depositato l'offerta irrevocabile d'acquisto per Torre del Grifo, fatta pervenire alla curatela, che la sottoporrà al giudice che valuterà se ritenerla congrua. Poi 30 giorni e qualora non ci siano altre offerte il centro sportivo sarà di Pelligra. Nel caso fosse così, la società provvederà a rimettere in sesto Campinerba e parte degli spogliatoi per allenarsi probabilmente da ottobre o novembre. Intanto dopo i playoff sarà ufficiale Zarbano come direttore generale, ma adesso c'è solo il campo, solo Pescara per provare l'impresa. Intanto noi ci fermiamo, l'appuntamento è come al solito per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.